La neve in città o nelle zone di pianura porta sicuramente grande disagio, ma in montagna, quando ci si sveglia al mattino e si trovano 30 cm di neve fresca e quando sta nevicando, si dice che meraviglia. Mi trovo quest'oggi sull'altopiano di Asiago e dei 7 comuni, nel Veneto, in provincia di Vicenza. Sarà questo comprensorio protagonista in questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Tutto questo tra pochi istanti, subito dopo la sigla. This is my winter song to you. The storm is coming soon. It rolls in from the sea. My voice a beacon in the night. My words will be your light to carry you to me. Is love alive? Is love alive? Is love? In questo momento ci troviamo in piazza Secondo Risorgimento, nel pieno centro di Asiago, capoluogo dei 7 comuni. Al mio fianco ho il piacere di ritrovare il sindaco del capoluogo dell'Altopiano, Andrea Gios. Sindaco, vogliamo fare un attimo una presentazione di quello che è Asiago, ma un po' tutto il comprensorio per quanto riguarda come stazione sciistica invernale ai nostri telespettatori? Esattamente, hai detto giusto, noi dobbiamo parlare come comprensorio perché Asiago è il capoluogo di questo altopiano meraviglioso che è un insieme di 8 comuni che danno dei servizi, credo, vastissimi a 360 gradi a tutti quanti i nostri ospiti, specialmente nella stagione invernale dove possiamo partire con le camminate, le ciaspole, abbiamo percorsi per lo sci nordico che sono praticamente illimitati, abbiamo circa 600 km di piste battute, ma poi le passeggiate possono essere molte di più. Abbiamo l'escursionismo con gli sci, che è un tema importantissimo, con l'alpinismo, per cui con gli sci ai piedi si può andare in tutte le vette, si possono fare discese in sicurezza, perché la caratteristica di Asiago e dell'altopiano è quella di avere dei percorsi in sicurezza dove non ci sono gravissimi pericoli di slavine o di incidenti pericolosi. E abbiamo poi lo sci alpino. Lo sci alpino nell'altopiano può dire la sua perché abbiamo degli impianti che sono molto belli, situati in stazioni con il sole dalla mattina alla sera, dove ci si può divertire con tutta la famiglia. Abbiamo le Melette, abbiamo il Verena, abbiamo il Caberlava, abbiamo i Larici, senza contare poi gli impianti di Valbella oppure in località Turcio, dove diamo un'offerta turistica alla famiglia. Io direi che se vogliamo mirare il tema dell'offerta sciistica dell'Altopiano e di Asiago, è una vacanza a misura di famiglia, dove si possono divertire i genitori, si possono divertire i figli e dove anche i nonni che magari accompagnano i nipoti hanno la possibilità di stare in stazioni sciistiche belle, soleggiate, prendere un tè aspettando i nipoti o i figli che fanno la loro attività sportiva, dallo sci nordico, ripeto, allo sci alpino. Passiamo per gradi. Abbiamo detto una vacanza sul segno della famiglia, il posto ideale anche per chi vuole avvicinarsi allo sci da discesa. Ma certo, lo sci alpino credo che sia proprio una delle caratteristiche dell'altopiano, quella di offrire ai giovani un modo di iniziare, di avvicinarsi a questa disciplina. Abbiamo delle scuole di sci che sono specializzate nell'insegnamento ai bambini, abbiamo addirittura dei maestri, un gruppo di maestri che è specializzato nell'insegnamento ai portatori di handicap, cosa importantissima a cui teniamo in modo particolare, proprio perché le nostre scuole di sci e le nostre stazioni sciistiche, proprio quelle proprio vicine al paese, quindi più comode da raggiungere, hanno questa vocazione: insegnare ai giovani a sciare, farli divertire, avere un approccio in sicurezza, ripeto, in piena sicurezza a questo sport. È fondamentale la piena sicurezza.
Altro step, in questi ultimi anni sta prendendo sempre più piede quelle che sono le ciasprade, le grandi passeggiate con le ciaspole, con delle escursioni in sicurezza, con delle guide preparate. La cosa molto bella di questo comprensorio è che negli ultimi anni avete formato delle guide che offrono la possibilità di conoscere questo territorio dal punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista storico, visto che è un comprensorio che offre veramente molto. Anche questa è una caratteristica di Asiago, che ha solo Asiago e qualche altra località delle Alpi svizzere, la possibilità di fare delle passeggiate praticamente partendo dal centro di Asiago con delle guide che ci portano con le ciaspole a visitare dei luoghi meravigliosi, i luoghi dove sono ambientate per esempio le opere, i romanzi più importanti di Mario Ricconi Stern, guide che vi possono dimostrare e dire, far capire la nostra natura, gli animali che ci sono, che si incontrano frequentemente nei boschi, specialmente d'inverno quando sono più tranquilli. E credo che questa sia un'altra delle grandi opportunità che offre questo territorio, la possibilità di vivere una vacanza serena, tranquilla, passeggiando o tra i pascoli o andare a visitare delle malghe o delle baite che sono un po' staccate dal centro, ma con delle passeggiate tranquille, abbastanza facili, dove ci si gode della natura e si sta all'interno della natura con delle guide magari che ce la spiegano anche. Io l'ho lasciato per ultimo, Sindaco, però non a caso, perché secondo me molto poco si sottolinea, lei l'ha detto all'inizio, 600 km da pista per quanto riguarda lo sci da fondo, una cosa unica in Italia, se non possiamo dirlo quasi in Europa. Ma ecco, credo che questo sia proprio il fiore all'occhiello dell'altopiano come offerta turistica invernale, è lo sci da fondo, lo sci nordico. Credo che hai detto bene, Asiago e l'altopiano rappresentano la mecca di questa attività sportiva. Abbiamo, ripeto, oltre 600 km di piste battute, abbiamo delle piste, delle stazioni attrezzate che hanno fatto la storia di questo sport. Abbiamo avuto grandi atleti. Qui la stazione è più all'avanguardia in tutto l'arco alpino, non neanche in Svizzera, neanche in Francia ci sono stazioni che hanno le nostre capacità organizzative e soprattutto che hanno la nostra disponibilità di tracciati per questo sport. Chiunque ami questo sport, è uno sport meraviglioso, è uno sport che sta prendendo piede, che dà un rapporto proprio più diretto con la natura, più facile, più tranquillo, più di relax con tutta la natura, andare con gli sci ai piedi, con gli sci da fondo nelle nostre montagne è una cosa unica e meravigliosa. Credo che chi ama questo sport non possa non venire ad Asiago, e i mondiali master che organizzeremo saranno proprio il suggello di questa vocazione del nostro territorio. Infatti io volevo, per chiudere quest'ampia vetrina, mi sembrava doveroso fare una bella presentazione a questo comprensorio, visto tra l'altro la bellissima novità di questi ultimi giorni, questi 40 cm di neve fresca. Tra l'altro noi per la prima volta, Sindaco, stiamo registrando, ma proprio fra 2 giorni andremo in diretta, quindi tutti i nostri telespettatori potranno ammirare l'altopiano, innevato e veramente meraviglioso. Grandi eventi a febbraio offre Asiago tutto l'altopiano, ritornano le grandi competizioni a livello internazionale. Allora, l'evento clou ovviamente sono questi mondiali master dal 14 al 24 di febbraio. Avremo qua alcune migliaia di appassionati di questo sport che si cimenteranno in gara per definire chi siano i campioni delle varie categorie master. Ma a corredo di questa manifestazione sportiva abbiamo pensato una serie di eventi, dai fiocchi di luce alle mongolfiere e altri eventi che verranno dislocati all'interno di tutto il territorio. Abbiamo pensato insieme a Gaglio e a Roana, che collaborano attivamente con noi ed assieme alla comunità montana, di organizzare una serie di eventi per far sì che questi nostri ospiti possano sì cimentarsi nelle gare di fondo, ma abbiano anche la possibilità poi di godere di una vacanza vera e propria con attività di intrattenimento nella sera, al pomeriggio, al di fuori di quello che è l'evento agonistico. Perché? Perché noi pensiamo che questi mondiali master siano una vetrina importantissima per il nostro altopiano, perché vorremmo che una buona parte di questi sportivi che vengono a visitare magari per la prima volta Asiago e l'altopiano in occasione di queste gare ne apprezzino la valenza turistica, la capacità di offrire servizi anche qualificati e ci ritornino. Quando abbiamo pensato insieme ad un gruppo di amici, insieme ovviamente al comitato organizzatore, che devo ringraziare perché ha fatto salti mortali per organizzare questi mondiali, che non sono un evento facile. Ripeto, quando abbiamo pensato insieme a loro di proporre la candidatura per questi mondiali abbiamo pensato in questa logica. Ci serviva un elemento
che ci desse la possibilità di caratterizzare la vocazione che ha questo altopiano per lo sci nordico, e abbiamo pensato che questo fosse l'evento più importante e di più facile presa su questo pubblico, e sono convinto che anche grazie a questa nevicata e a questo ambiente che oggi è meraviglioso e che spero tutti gli spettatori possano apprezzare nei prossimi giorni, ci presenteremo al meglio, e soprattutto grazie a questo comitato organizzativo, al gruppo sportivo Alpini, che ha fatto salti mortali per portare per organizzare questo evento e per dargli il lustro che meritava. Puntate invernali, sapete, uno dei nostri punti ricorrenti è la sicurezza, e noi vogliamo proprio iniziare questa puntata sulle piste, dopo aver avuto quest'ampia presentazione con il sindaco di Asiago, con quelli che sono fra gli angeli custode che curano la sicurezza sulle piste. Sapete, noi abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo con il Corpo Forestale dello Stato. In questo momento mi trovo nella stazione sciistica di Verena, siamo a quota 1655 metri, con appunto due componenti del Corpo Forestale dello Stato che in questo momento sono in questa stazione sciistica per curare la sicurezza. Ma quali sono i regolamenti di quest'anno per andare sulle piste? I regolamenti di quest'anno sulle piste sono invariati in confronto all'anno scorso. Comunque il nostro controllo è quello del rispetto naturalmente dello sciatore, del rispetto delle persone che sciano nelle piste, degli incroci, traiettoria, direzioni, e tutte cose, accorgimenti che noi dobbiamo verificare che lo sciatore rispetti naturalmente le regole del decalogo del sciatore. Il famoso decalogo dello sciatore, vogliamo ricordare che c'è il caschetto sempre obbligatorio fino ai 14 anni? Sempre il caschetto obbligatorio per di età inferiore a 14 anni, e anche se lo portano gli adulti non è male, tante volte è molto bene anche per l'adulto portare il caschetto. Quindi un consiglio che noi diamo sempre: se volete fare una bella sciata in sicurezza, il caschetto, anche se avete più di 14 anni, mettetelo. In caso di incidenti come ci si deve comportare? Allora, innanzitutto bisogna subito avvisare la stazione a valle, il soccorso piste che noi gestiamo qui nel comprensorio del Monte Verena, incrociare gli sci a monte e segnalare il fatto. Poi noi interveniamo direttamente con la motoslitta o col toboga e facciamo tutti gli accertamenti, eventualmente se ci sono degli incidenti, degli scontri, o se l'incidente è avvenuto occasionale, insomma, ecco, senza volontà altrui. Naturalmente poi ci attiviamo con il 118 nel caso di grave incidente, o nel caso ancora più grave abbiamo l'ausilio dell'elicottero del 118. Vogliamo ricordare a tutti i nostri telespettatori di quando si fa una sciata, specialmente le prime, di fare una piccola valutazione personale, di vedere il grado di preparazione, di non voler fare subito le piste nere, magari quando uno mette i primi sci. Appena messo gli sci, la prima cosa da fare è andare molto piano, godersi il paesaggio che è sempre bellissimo, e riscaldare un po' la muscolatura, che non è mai male. La prima discesa sempre in accorgimento, massima attenzione a tutti, e guardiamo il paesaggio che è bellissimo. Io ringrazio gli amici del Corpo Forestale dello Stato, è sempre un piacere per me incontrarvi nelle varie stazioni sciistiche. Appena è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, vi aspetto tra pochissimi istanti, sempre dall'altopiano di Asiago e dei 7 comuni. A tra pochissimo, vi aspetto. It's winter fall, red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming?
Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. In questo momento mi trovo a 2000 metri sul livello del mare e precisamente a Cima Verena. Avete visto, abbiamo preso questa comoda seggiovia, quindi se non volete fare una sciata, qui è bellissimo perché, come dicevamo nella prima parte, questo è un territorio anche ricco di storie. Infatti noi siamo venuti qui perché abbiamo appuntamento con una guida dell'altopiano, dell'associazione Guide Altopiano 7 Comuni, per parlare anche della grande storia, specialmente in questo sito. Whoa, 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 whoa. So quiet and peaceful, tranquil and blissful. Come annunciato mi stava aspettando, avevo detto che avevo appuntamento. È il piacere di ritrovare a distanza di qualche tempo Gianni Frigo dell'associazione Guide Altopiano. Noi abbiamo già parlato, Gianni, prima nella prima parte con il sindaco di Asiago, della bellezza di un comprensorio come questo: tanta natura, tanta possibilità di fare tanti sport come tutte le stazioni sciistiche, ma un valore aggiunto è anche la grande storia. Tra l'altro le persone che vengono in questo territorio, grazie anche alla vostra associazione, hanno proprio la possibilità di fare delle escursioni per appunto vedere la natura. Per una giornata come oggi con tanta neve è veramente uno spettacolo unico, ma anche di parlare di quella che è la grande storia che c'è stata qui in questo comprensorio, in questo territorio. Certo, siamo sulla cima del Monte Verena, abbiamo alle nostre spalle uno dei forti del sistema corazzato Astico-Brenta, costruito tra il 1910 e il 1914, quindi proprio immediatamente prima dello scoppio del conflitto. E visitare Monte Verena significa non solo rendersi conto della realtà naturalistico-ambientale dell'altopiano, boschi, pascoli, rocce, ma anche rendersi conto del fatto che qui la guerra ha segnato profondamente un territorio, trasformandolo in maniera irreversibile. La grande guerra è iniziata qui. Questo è il forte da cui è partito il 24 maggio del 1915 il primo colpo di cannone alle 4:15 verso il Forte Verle, forte austriaco. Possiamo dire che quindi qui è iniziata, e a differenza di tanti altri posti dove la guerra è passata, il Monte Grappa ci si è combattuto per un anno dal 17 al 18, sul Piave stessa cosa. In Cadore si è combattuto dal 15 fino al 17, qui sull'altipiano invece si è combattuto per tutto il corso della guerra, perché è cominciata qui e qui è finita nel ottobre e primi di novembre del 1918. Am I dreaming? Am I Gianni, siamo entrati all'interno di questo forte e tra l'altro veramente spettacolare il lavoro fatto grazie al grandioso progetto che ha interessato tutto l'altopiano di Asiago, i 7 comuni, ma un po' tutte le prealpi vicentine, che è denominato Ecomuseo della Grande Guerra. Sì, il Forte Verena è stato uno di quelli interessati a lavori di ripristino che per fortuna sono intervenuti prima che la memoria di questa realtà venisse meno. C'è da dire che per qualcuno mantenere questa memoria non era qualcosa che avrebbe valso la pena di fare. I combattenti della guerra del 15-18 probabilmente avrebbero preferito perdere il ricordo di quello che qui è successo, così come gli abitanti che nel 1916 nell'arco di 6 ore hanno dovuto abbandonare l'altopiano con tutto ciò che possedevano, e notare bene che erano femmine, donne, bambini, vecchi, perché i maschi erano tutti arruolati e combattevano sul fronte sloveno. Il famoso fenomeno dell'esodato. Certo, il profugato è stata una tragedia non solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'identità etnica, perché persone dell'altopiano, soprattutto i vecchi, che parlavano solo e esclusivamente il cimbro, quindi non erano in grado di comunicare in italiano, sono stati vissuti dalle popolazioni che li hanno ospitati, perché tenete conto che per i primi sussidi per i profughi abbiamo dovuto aspettare quasi un anno, hanno dovuto interagire e vivere di carità dalle persone che li ospitavano, e venivano però considerati quasi nemici perché parlavano la lingua dell'avversario, quindi è stata veramente una tragedia inenarrabile. In ogni caso,
Siamo nel cofano di gola del Forte Verena, cioè nel punto che difendeva l'accesso principale al forte. Infatti, se osservate attorno abbiamo postazioni per mitragliatrici, la blindatura della porta molto evidente e strati superiori in cui c'erano diverse postazioni in modo da avere il campo da tiro sovrapposto per fucilieri e via di seguito. Da qui si accedeva attraverso il portone alla rampa che portava alle batterie. I forti dell'altopiano, Campolongo, Lisser, Verena, sono strutturati in maniera abbastanza analoga, anche se in qualche maniera si adattano alla montagna su cui sono stati collocati, e sono strutturati con un primo piano, un piano terra dove c'erano i depositi, i magazzini e i ricoveri per il riposo, un piano batterie che è quello invece che effettivamente andava in combattimento, e poi sotto ai due piani principali c'erano i depositi delle munizioni e via di seguito. Qui noi adesso possiamo salire attraverso la scala interna al corridoio delle batterie. Dance alone, falling from the sky in the night to the earth below. Falling, oh yeah, to the earth below. You came falling from the sky in the night. Gianni, secondo me in una giornata come questa, anche con tanta neve all'esterno, si può un attimo immaginare come tanti giovani in quegli anni molto abbondanti, si parla addirittura di metri, siano riusciti a sopravvivere all'interno in queste situazioni ambientali. Certo, l'anno tra il 1916 e il 1917 è stato il più nevoso del secolo e quassù si parlava di metri e metri di neve già compattata, quindi vuol dire che le precipitazioni erano state molto superiori. Venire qui in queste condizioni ci fa capire anche qualche escamotage costruttivo che veniva utilizzato nella costruzione dei forti, ad esempio un'intercapedine che si può vedere qui alle mie spalle, che separava la roccia della montagna che veniva scavata per defilare completamente le zone dove si viveva dal tiro avversario e le zone residenziali vere e proprie. Il problema sarebbe stato altrimenti un'umidità spaventosa che il cemento non è in grado di fermare e quindi condizioni di vita veramente inenarrabili per le persone che dovevano presidiare la fortezza. Va anche detto che la guerra dei forti è terminata praticamente nel giugno del 1915, quindi praticamente questi accorgimenti che erano stati studiati per permettere alla guarnigione di occupare la sommità del monte anche in pieno inverno non sono tornati utili se non per la breve fase che era antecedente alla guerra, quella della messa in opera del forte nel 1914. Your voice is the splinter inside me while I wait. I remember the sound. Gianni, è veramente spettacolare. Io consiglio anche alle persone che vengono qui per fare una bella sciata e per divertirsi tutto il giorno, magari in una pausa, di fermarsi e venire a visitare questo forte, specialmente d'inverno. Io è la prima volta che vengo a visitare il forte d'inverno ed è veramente uno spettacolo veramente molto molto suggestivo. Certo, anche perché qui si riesce ad apprezzare realmente la struttura dell'edificato. Purtroppo, grazie al fatto che è stato colpito dal 305 austriaco postato a Scostalta, uno Skoda, un calibro assolutamente a cui il forte non era stato costruito per resistere. In pratica l'evoluzione delle artiglierie nella prima fase della guerra, ricordiamoci che l'Austria-Ungheria è entrata in guerra nel 14, un anno prima di noi, aveva avuto un incremento tale a livello tecnico che i forti nostri, che erano stati costruiti per resistere ai colpi di artiglieria del calibro dei cannoni che li armavano, cioè 149, 15 cm di diametro praticamente, non erano assolutamente in grado di sopportare colpi di quel genere. Vale la pena di venire qui anche per vedere proprio la struttura interna. Questo ad esempio è il corridoio di batteria e qui dietro vedete la rampa che portava a una delle torrette, delle 4 torrette armate che rappresentavano i mezzi d'offesa del forte. Torrette con cannoni da 149 su Augusto Schneider che battevano
sul Forte Verle, sulla Vezena, sul Forte Oberwiesen a Luserna, e che per tutto il primo mese di guerra, dal 24 maggio fino praticamente al 12 di giugno, hanno dominato la parte alta dell'altopiano, per venire poi improvvisamente abbandonati e evacuati quando il 12 giugno del 1915 un colpo del 305 postato su Costalta è entrato all'interno della galleria di batteria, questa qui dove siamo adesso, è esploso e ha ucciso 43 soldati del forte, tra cui il comandante Trucchetti, che era il responsabile del forte stesso. Ti ringrazio anche per questa spiegazione. Oggi abbiamo cercato appunto di fare una presentazione generica con il sindaco di Asiago di questo comprensorio. Abbiamo parlato di sicurezza con il Corpo Forestale dello Stato, ma abbiamo aggiunto un tocco in più grazie alle guide Altopiano 7 Comuni, e in questo caso all'amico Gianni Frigo un tocco anche storico, perché è importante ricordare quella che è stata la nostra storia. Siamo arrivati alle battute finali di questa puntata. Permettetemi in finale di questo appuntamento di fare veramente un ringraziamento particolare a tutti i colleghi di Telechiara, il nostro Davide Segalini, il nostro operatore di ripresa, che in condizioni, credetemi, difficilissime ha realizzato le immagini che state vedendo in tutta questa puntata, quindi leggendo al freddo, alla neve alta e tutto quanto, quindi un ringraziamento particolare vanno anche a tutti i tecnici all'interno di Telechiara. Come abbiamo detto all'inizio, questa è una puntata un po' particolare perché per questioni climatiche abbiamo dovuto rinviare qualche giorno le registrazioni, quindi noi stiamo registrando a un giorno dalla messa in onda, quindi è come se fossimo in diretta, quindi c'è stato uno sforzo produttivo per riuscire a mandare in onda puntuale questa puntata veramente notevole, quindi io vorrei veramente ringraziare tutti quanti i colleghi di Telechiara. Per oggi è veramente tutto, grazie Gianni, comunque noi ci vediamo la settimana prossima perché continueremo a scoprire questo territorio. L'appuntamento è fra 7 giorni, stessa ora, se sarete come di consueto viaggiate assieme a noi. By the fire, the face unafraid, the plans that we made, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland.